È rientrato all'aeroporto Marco Polo di Tessera, accolto da decine di sostenitori ed amici festanti, al grido di Free Free Palestine. Don Nandino Capovilla, parroco del quartiere Città a Venezia, ha vissuto una brutta avventura. Partito per Israele con altri amici dell'associazione Pax Christi per partecipare ad un pellegrinaggio in Terra Santa, è stato bloccato subito dopo l'atterraggio all'aeroporto di Tel Aviv dalle autorità. Solo dopo 7 ore è stato rilasciato, con l'obbligo però di rimpatriare immediatamente. Persona non gradita, sarebbe stato espulso per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Don Nandino, da sempre attivo nella promozione dei diritti umani, ha anche scritto un libro su Gaza e forse questa sua attività è all'origine delle decisioni delle autorità israeliane che ne hanno disposto il rimpatrio immediato. All'aeroporto lo hanno atteso amici e sostenitori, mentre per domani è attesa una videoconferenza dell'associazione Pax Christi Italia in cui verranno forniti i dettagli di questa vicenda.